sprazzi di luce sulle nuvole che corrono accavallandosi minacciose su un cielo muto senza ugole che il vecchio dì vide gioiose. Anche il notturno ciel si nasconde sui rami, sugli altri, sui nidi. Il cuore forte batte e non risponde a vecchi impeti in antichi lidi. Notte d'inferno, ti ricordi baci? Non tornare nell'angusta mia cella, senza chiaro di luna, senza una stella, fammi morire. Pensate che amava Hikmet, non so se lo conosciate, avete sentito, è un poeta turco, un premio Nobel. Poi Neruda. Loro andavano spesso, quasi tutte le settimane, andavano a Villa Puzzo perché il padre del marito aveva un ovile ed erano sempre lì, giocavano lì i figli, insomma, avevano un pezzettino di terra, lui voleva anche la casa lì, così ha incominciato anche a costruirla, proprio vicino alla base, proprio di fronte alla base. E niente, così, è iniziato così con mio nipote, si è sentito male e poi abbiamo saputo dagli esami che aveva la leucemia. A quanti anni? 9 anni e mezzo, se per l'esattezza. Insomma, può capire la peripezia che ha dovuto sopportare la mamma e noi come nonni. Poi sembrava che tutto fosse finito. A un certo punto si è sentita un po' debilitata la mamma di questo bambino, cioè mia figlia. Hanno fatto gli esami del sangue, l'hanno trasportata subito all'oncologico a Cagliari e hanno constatato che era leucemia. Abbiamo fatto tutti quanti le analisi del sangue per il trapianto del midollo, no? Poi hanno optato per il trapianto delle cellule staminali e così è stato. Dopo un mese circa è caduta talmente giù che dopo ancora un mese è deceduta. Perché? Forse hanno paura, non lo so, a non dirci quanti si sono ammalati di leucemia in questa zona. Quanti di queste zone qui dove cioè questi posti che ruotano attorno alla base o che lavorano dentro o militari finiscono all'oncologico? Quanti? La sindrome di Quirra si rappresenta solo in numeri assoluti, quelli impressionanti dei malati e dei deceduti. Non esistono studi in rapporto agli abitanti e alle condizioni ambientali, né cifre ufficiali. Gli unici dati certi vengono raccolti dagli stessi abitanti. E che non me la vengano a raccontare, che non è colpa di questi esperimenti che fanno loro. Questo sì, è la stessa cosa. Io sono in prima persona responsabile di quello che succede all'interno dal punto di vista della sicurezza, quindi quando si fanno delle sperimentazioni ovviamente ci sono delle dichiarazioni, dei documenti da fornire, l'argomento viene controllato, viene verificato che tipo di sperimentazione viene fatta. Siamo comunque onesti, io sono comunque onesto con me stesso, quindi non ho nulla da nascondere, quindi non ho ragione di nascondere niente che è sempre a mia conoscenza, chiaramente. Io mi chiamo Marco Diana e sono un maresciallo dell'esercito italiano riformato perché ho avuto il cancro per motivi del servizio che facevo. Il mio cancro si chiama carcinoide nell'endocrino dell'iglio metastatico multiplo a livello anche epatico. Un cancro non curabile, purtroppo, non più. Questo è stato diagnosticato nel 1998, dopo che durante il servizio ho
un blocco totale di tutte le mie funzioni. Io riuscivo soltanto a sentire, ma non riuscivo né a vedere, né a parlare, né a muovere nemmeno un arto del mio corpo. Marco Diana ha partecipato a numerose missioni NATO all'estero. Come capo istruttore missilista ha lavorato in tutti i poligoni sardi. Erano molti i miei compiti. Uno era quello di occuparmi del settore missilistico, reggimentale, non solo, manutenzione, addestramento, impiego, uso. E l'altro compito era quello di gestire l'armeria convenzionale contro carri. Facevo anche tutti i servizi armati, polveriere, campi, addestramenti. Gli addestramenti poi alla fine si vengono fatti sempre in poligono, perché non si possono usare le armi da guerra in una caserma puoi simulare, ma non puoi sparare realmente coi proiettili da guerra. Nei poligoni invece puoi usare i proiettili da guerra convenzionali e non a tutti gli effetti come abbiamo sempre fatto. Diciamo che il 5% di quelle attività che vengono fatte con armamento reale, che abbiamo visto nel briefing iniziale si parlava del 95% è inerte, quindi il 5% è semplicemente per dare realismo all'esercitazione nel caso in cui accada, ed è comunque una limitatissima parte, e comunque si tratta di esplosivo convenzionale, quindi non si sperimentano cose nuove per vedere l'efficacia, è comunque sempre un ambiente controllato. Quanti ragazzi sono morti, feriti? Quante esplosioni sono state durante la sperimentazione dei missili che io ho partecipato? Io, sicché sono stato in servizio, ho sempre usato gli armamenti dell'esercito italiano e quelli che abbiamo usato erano armamenti da guerra. Gli ho detto che era nato per sperimentare missili, razzi, missili. L'Italia ha fatto il suo programma, ha iniziato nel 1956 a fare certi programmi, no? Come sa, come è nato il poligono. Sono stati provati tantissimo, ma non sono state mai provate le teste di guerra, quindi di tipo convenzionale. È stato sempre usato, abbiamo sempre impiegato armamento convenzionale, non abbiamo mai usato armamento non convenzionale. Certo che usiamo armi non convenzionali e armi convenzionali. Chiunque dicesse il contrario sta dicendo soltanto bugie. Come possiamo noi difendere la nostra nazione se non impariamo e non usiamo praticamente armi effettive da guerra, convenzionali e non convenzionali, per poter addestrare il personale a combattere, a fare la guerra, a uccidere in nome del popolo italiano, per difendere il popolo italiano ed eliminare un altro popolo che ci sta offendendo? Se non usiamo le armi convenzionali e non convenzionali, come sappiamo quali effetti possono avere e come riusciamo noi ad addestrarci nel sapere che cosa succede quando esplode o scoppia, o gli effetti, la reattività, o le esalazioni, o gli odori, le polveri, le fiammate e tutte le cause che ci sono durante l'impiego di armi convenzionali e non convenzionali? Il personale militare deve essere addestrato perché deve sapere cosa va incontro in caso di guerra, qualunque siano le condizioni, perché in un terreno di guerra non sappiamo noi quali condizioni riusciamo a trovare, che siano favorevoli o sfavorevoli, il personale deve essere addestrato ai limiti dell'inverosimile. E questo l'abbiamo sempre fatto, e non soltanto io, dall'ultimo soldato al primo generale di questa nazione. Tutti abbiamo fatto questi addestramenti e tutti siamo stati a mangiare il fango nei poligoni. La Sardegna, alcuni posti della Sardegna possono essere un laboratorio a cielo aperto. Se permetti vorrei aggiungere che anche Sarajevo è un laboratorio a cielo aperto, lo è Baghdad, lo è Kabul, perché lì abbiamo creato un nuovo inquinamento, un nuovo di zecca. Il laboratorio della dottoressa Gatti presso l'Università di Modena è uno dei centri più avanzati nella ricerca sulle nanoparticelle. Queste micropolveri di leghe non presenti in natura, che misurano pochi millesimi di micron, sono altamente cancerogene poiché capaci di superare tutti i filtri biologici di un organismo, penetrando i tessuti, fino a compromettere la riproduzione cellulare. Le nanoparticelle si formano solo a temperature elevatissime, come quelle prodotte dai proiettili ai metalli pesanti nell'impatto contro le corazze di carri armati e bunker. La dottoressa recentemente è stata invitata dal Politecnico di Zurigo ad illustrare i risultati dei propri studi. Se una nanoparticella è all'interno di un fuso mitotico, cioè quando la cellula si duplica, ci sono i cromosomi, il DNA che si duplica. Se in quel momento c'è un corpo estraneo in mezzo, noi possiamo avere delle rotture del DNA e delle ricombinazioni, che mi induce poi delle trascrizioni errate, della formazione di proteine errate che mi danno una patologia. Sono tante particelle, microparticelle, che sono una specie di polvere
tanto fine, altamente dannose per la salute, che vengono da noi ispirate, che attraversano con una facilità inaudita il filtro polmonare, hanno una preferenza a localizzarsi nelle ghiandole linfatiche. Queste cose sono dimostrate, la scienza lo sta dicendo, lo sta ripetendo, quindi non sono più novità queste sono delle realtà. Questi studi dimostrerebbero ciò che forse non si poteva dire. I tumori da inquinamento bellico non dipendono dalla radioattività dell'uranio, ma dalle nanoparticelle inalate o ingerite in zone dove si esplodono munizioni e metalli pesanti, tungsteno compreso. Al momento dello scoppio anche bombe al tungsteno inducono sicuramente una temperatura di combustione molto elevata che produce delle nanoparticelle. Quello che le posso dire è che effettivamente tungsteno l'ho trovato dentro a un tumore di una persona che ha fatto per tutta la sua vita lo sminatore. I dirigenti di Oerlikon Contraves definiscono le loro munizioni non tossiche poiché prodotte con il tungsteno. I lavoratori e gli abitanti di Unterberg corrono comunque dei rischi a causa dei test? Dall'azienda ancora nessuna risposta. Abbiamo parecchio turismo invernale e anche d'estate la zona è molto frequentata. La nostra offerta è assai varia. D'inverno si può sciare e praticare l'escursionismo perché c'è la magnifica regione del Loch Ibrig. D'estate abbiamo un mega scivolo, uno splendido circuito di sentieri e il campo da golf. Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente l'offerta. E la convivenza con Contraves, come va? Mai avuto problemi. Contraves costituisce un importante datore di lavoro. 55 impiegati, gente che vive qui, e in futuro potrebbero ulteriormente aumentare. Poi c'è il golf, che per il turismo è un fattore importante. Quando ci sono esercitazioni ci avvertono. Avvertono la direzione del campo da golf e tutto avviene in modo assai corretto e amichevole. Il rapporto con loro funziona senza problemi. Und die Mitteilungen werden kommuniziert in Zusammenhang mit dem Golfplatz und das funktioniert tadellos. Ja, das sind auch verschiedene Schießversuche. Testano parecchie cose. Detailliert weiß ich auch nicht genau. Che cosa esattamente non lo so. Fanno esperimenti di ogni genere. Che la mia malattia sia dovuta ad attività direttamente connesse con il mio espletamento del servizio, nella mia specializzazione o nel mio impiego, questo non è che lo dico soltanto io, ma bensì è sancito da una sentenza della Corte dei Conti di Cagliari del 18 dicembre del 2003, in cui è stato accertato scientificamente che quello che io facevo è direttamente correlato al mio impiego di servizio, quindi per forza anche il poligono. Lei sa che esiste una legge in Italia che si chiama 626, che è stata fatta anni fa, dove ha fatto scopi preventivi e di prevenzione appunto della salute. Quello che ha sotto la sua responsabilità alla base è un professore dell'Università di Cagliari, che fa costantemente le analisi per seguire il personale. Il personale, a parte le normali patologie che ha, non ha niente, quindi io non ho idea per quale ragione e che tipo di patologie ci siano. È nato nel 76 e fino a 13-14 anni è stato a San Nicolò, poi ha vissuto 3-4 anni a Cagliari, poi ha fatto il militare nel 95, un mese a Taranto, poi trasferito a Perdas nel poligono
Poi dopo il militare nel 97 è partita a Prato fino nel 2001 alla sua morte. Antonio Vargiu, fratello di Patrizia, è morto a 25 anni dopo aver prestato il servizio militare nel poligono di Quirra. Il linfoma che lo ha stroncato era del tipo non-Hodgkin, una forma tumorale rarissima tra i giovani. Riuscivano a guarirlo, però dopo un mese riveniva di nuovo nel nulla. Non capivano questo, dicevano sempre un caso proprio strano. Nel 98 agosto è crollato. Ha avuto questa febbre altissima, ricoverato, gli hanno subito fatto un intervento qui, gli hanno tolto una ghiandola che abbiamo, lì è stato scoperto che aveva linfoma Nonuchi tra il polmone e il cuore, da lì gli hanno tolto l'acqua nei polmoni, aveva non so se sia 1 litro o 2 litri d'acqua. Uno dei casi che maggiormente mi ha colpito è stata la storia, io la chiamo sempre bambina, di una ragazza di oggi ha 16 anni, di una ragazza di Scalaplano, Maria Grazia, che oggi ha 16 anni, dicevo, e che non ha mai visto, non ha mai parlato, non ha mai camminato. La prima volta che ho visto Maria Grazia sono rimasto inorridito. Adesso la sento come qualcosa di mio. Tanto è vero che tutte le volte che mi capita di passare per Scalaplano sento dentro di me: devi andarci, mi faccio forza. Penso a lei così come penso a tutti quegli altri bambini. Nel 1988 sono nati a Scalaplano, ora non ricordo se 32-36 bambini, qualcosa del genere. Anche gli altri anni hanno una quantità di nascite simili. La cosa strana è che intorno al 1988, nell'arco circa di un anno, c'è un altissimo numero di bimbi che sono nati con problematiche. Sono nati bimbi che hanno delle malformazioni grosse che si porteranno appresso per tutta la loro vita. Ci sono dei bimbi che hanno il problema dell'ermafroditismo, ci sono dei bimbi che hanno delle deformazioni facciali, delle deformazioni fisiche, altri. C'è una bimba che non è cresciuta praticamente nel resto del corpo, è cresciuta solamente con la testa. Non vede, non sente, non parla. Una bimba che ha 10 fratelli, tutti sani. Le mancano le dita della mano destra, completamente. Quindi riesce a prendere oggetti, a fare qualcosa, riesce a scrivere, le viene male perché la penna, la matita va stretta. Ci sono altri casi simili a quello del vostro bambino? Sappiamo nei paesi vicini, Perdas ad esempio, lì proprio in quel periodo è nata una bambina con la stessa malformazione di Daniela. Riguardo alle malformazioni bisogna vedere che tipo sono, anche qui bisogna sapere che tipo sono, cioè non lo so, non lo conosco, non ho idea, potrebbero essere di varie origini, potrebbe dipendere da tante cose. Per esempio la genetica, io non ho idea se ci sono, potrebbero esserci, non lo so, non è il mio campo, quindi non ho idea, non so perché. La legge mi dà alcuni input, poi è chiaro che se io voglio posso estendere. È chiaro che noi dobbiamo tornare indietro di 9 mesi nel tempo rispetto alle nascite di bimbi malformati e
torna indietro di 9 mesi, andiamo ancora indietro di circa un anno e vediamo se in quell'anno ci sono state per esempio delle manovre militari importanti nella zona. Se questi eventi sono accaduti è possibile che ci possa essere stata un'esposizione delle persone rispetto a certe polveri belliche. Questi possono avere inalato queste e queste possono essere andate nel sangue, nella circolazione sanguigna, ma anche nelle gonadi. L'unico evento che è particolare in quegli anni rispetto allo scorrere così tranquillo del tempo in questo paese erano delle nubi di polvere che arrivavano dalla limitrofa area del poligono di Quirra, di Perdas de Fogo. Di quel periodo quello che mi ricordo è che si sentivano le esercitazioni che facevano a Perdas e basta, però non sapevamo nulla di cosa potesse essere, ecco. Sentivamo queste esplosioni. Sull'altopiano di Quirra venivano fatte esplodere cariche di munizionamento non più in uso all'esercito e queste esplosioni sollevavano delle nubi di polvere altissime che, avendo una maggiore densità dell'aria, tendevano a restare unite a seconda del vento che c'era sul momento. Le grandi nubi venivano trasportate sui canaloni che poi portano fino al paese e quindi passavano sul paese e depositavano questo strato di polvere che poi era possibile vedere il giorno successivo, trovarlo magari sulle macchine, sui parabrezza, sulle verdure. Non lo so, non ho idea, non c'ero nell'88, non ho idea se ci fosse stato qualcosa di particolare. Non lo so, non ho minimamente idea. Io agli atti che ho non ho fatto la ricerca io, l'ho fatto il mio predecessore come se l'avessi fatta io e non è risultato nulla, quindi meno che non abbiano fatto cose che noi non sapevamo, ma insomma. Questo è possibile? Ma secondo me no, perché no. Ho perso una sorellina io. Una sorellina? Sì. Nel senso che era una ragazzina? Ed è morta per uno di questi tumori del sistema immunolinfatico? Quanti anni fa? Facendo un po' di conti, era del 66, aveva verso gli anni 80, sì. Verso gli anni 80. Sì. Io quello che voglio capire è cosa c'è qui. Può anche darsi che la base sia pulita, la base in sé, però se c'è un agente, se c'è un qualcosa nel territorio, dobbiamo saperlo, ci stiamo vivendo. Qualcuno ha esaminato mai le pecore che girano per le pecore? Un veterinario va là, le apre. Noi abbiamo trovato per esempio in un agnello malformato di una zona vicino al poligono di Tiro, abbiamo trovato un agnello malformato che non è un aborto, non è stato mai esposto all'inquinamento ambientale, però all'interno del suo corpo, gonadi, milza, rene, cervello, aveva delle polveri di una composizione molto particolare, metalli pesanti. Le stesse polveri le trovate in un soldato che ha frequentato quel poligono di Tiro. Le stesse cose le trovate in un soldato canadese che è stato 3 giorni sotto i bombardamenti in Iraq nel 91. C'è correlazione fra queste 3 cose? La chimica è la stessa. Quello che io ho trovato all'interno dei suoi organi è sicuramente qualcosa che preesisteva alla sua nascita. E quindi è possibile che quelle particelle tossiche, di metalli e tossiche, che erano all'interno, fossero anche all'interno della madre. Ora, la madre o il padre sicuramente viveva in una parte desertica, parte comunque che non era industrializzata assolutamente della Sardegna. Quindi è possibile che l'abbiano trovata brucando un'erba inquinata, sotto un certo inquinamento. L'unico inquinamento possibile in quella zona è quello, diciamo, pseudobellico. Dico pseudobellico perché lì si fanno delle prove di esplosioni, quindi un inquinamento nuovo di zecca si crea lì. In questo territorio non abbiamo altro, per cui io non so di cosa si tratti, però
l'unica evidenza è quella della base. Non abbiamo neanche industrie, non abbiamo nulla, praticamente, eccetto la terra che ci circonda con la sua vegetazione, le sue acque, eccetera. E lì però è dominio militare, la base è zona militare, non è che puoi entrare per conto tuo, chiedere, fare, portarti via, non si può. No, cominciassero a fare studi genetici, che forse è il caso che stiamo facendo. Però lo vogliono dire, studi genetici, che significa che sono tutti parenti. Sì, è vero, sono studi in quel senso, andiamo a vedere un attimo, se non ricordi il coniglio che c'ha l'occhio marrone, Lei pensa una cosa. Qua si chiamano tutti cartellai, sono tutti parenti, ma sono tutti parenti, si sposano con cugini, fratelli, è una cosa, però non si può dire perché sennò si offendono i servi. La gente di qui non ha paura. Tutta la nostra società è confrontata con un numero sempre maggiore di cancri, che oggi colpiscono ragazzi, adulti, vecchi, e nessuno è in grado di dire perché. Quando sparano, un'ampia area viene chiusa. La sicurezza costituisce per noi una priorità assoluta. Non abbiamo mai avuto alcun problema. Non possono morire persone così giovani. Per che cosa? Per i loro soldi, boh, non lo so. Sono anime innocenti, perché sono anime innocenti. Chi sta morendo è anime innocenti. Togliere la vita a una persona di 25 anni, una persona di 30, una persona di 20 non è giusto.